Uomo in barella va bene. Ma no, è troppo lungo. Ascolti, signor uomo in barella, come si sente stamattina, eh? Vede che è troppo lungo. Ma era sarcasmo. E poi è guarito. Da cosa? Dal sarcasmo. Quanto sono spiritosa. Bella, brava e spiritosa. Mica come lei. Sfigato. Scusi, Ma perché mi ha salvato? Perché? Appunto, quello che dico io, perché quando ci serve Voluttino? Ma il giuramento di Ippocrate non le dice niente. A me mi dici niente, a te lo disco? No. Cioè, lei avrebbe permesso un gesto simile nel nostro presidio. Cioè? Come, cioè? Che Todisco si fosse tolto la vita qui davanti ai suoi occhi. Ma come se la toglieva la vita, to disco? Che l'ho trovata appesa alla flebo con mano capo cuolla. Se non era per me che l'aiutava ad alzarsi sulla colonna fecale e mo moriva. Beh, io non ho parole. E neanche spicci. E neanche cuore. È vero, io non ho cuore. Ma in compenso, da quando siete arrivati in ospedale, tengo un fegato tanto. Amo, hai visto com'era nervoso il dottor Gargiulo? Dice che ha avuto una discussione con la signora Elvira. Mamma mia, però è insopportabile questo direttore sanitario, acido e rigido, ma in fondo ha solo bisogno di tanto amore come noi, vero amo? Ah, la cosa più bella del nostro rapporto è il dialogo. Amianto. Scusate signore, c'era un poco di traffico. A Napoli c'è sempre il traffico, scendi quell'oretta prima così ti trovi in orario. Per fare 500 metri. E tu stai a 500 metri hai fatto pure tardi, già qui. Vabbè, sorvoliamo. Signore Elvira, come state bene? Mi sembrate la regina d'Inghilterra e i tempo belli. Ma è buono sto fatto. Certo. Beh, vai al bancariello, basta, va aspettando a te, che se no se lo fottono, mettiti al posto mio. Ah, sì, avete ragione. Non vi preoccupate, signore Elvira. Il primo che si avvicina, che osa avvicinarsi, o scippo tutta la faccia, o spezzo l'osso, o faccio strascina. Insomma, scomme sangue. No, il sangue no. Come siete bello, signore Elvira. Ma chi si sposa? Mio fratello. Ah. Fa un matrimonio da favola, un affare. Un affare? Sì, si sposa la proprietaria di mezza Napoli. È innamorato. C'è secca l'amore con matrimonio, Geppino. Già, che scemo. Come siete bella, quasi quasi mi innamoro. Quasi quasi mi suicido. Perché chi disprezza vuol comprare. A proposito di comprare. Dottor Micillo, voi mi dovete ancora i soldi per quella partita di falanghini di contrabbando della settimana scorsa. E io per questo sono venuto. Per pagare. No, vi volevo chiedere una dilazione di 30 giorni. 10, 20. 15 e ho deciso, Micillo. Equitalia perdona, la signora Elvira no. Ho fatto prima la 30 anni prima. Ma chi? L'autista della sposa. Lo sfoghi da chiesa già fa con l'autista. Ci sta, e sfruttiamolo. Ah, e come sfruttate voi? Forse avrà trovato un poco di traffico. È meglio che sto zitto oggi, va? E forse è meglio. Capo sul bancariello, forza. Sì. Signora Elvira, che eleganza! Mi sembrate proprio una bomboniera. Ma mi state sfottendo? Oh no, io so che voi del popolino ci tenete così tanto alle bomboniere, è un complimento. Dimenticavo che eravate del Vomero. No, veramente non sono del Vomero, ma sicuramente un altro background. Che avete? Un altro background. State un momento, le dì a mamma. Senti un attimo se questa è una mala parola. Background. Allora? Vabbè, sta a posto. Dovete andare avanti. Certo che avete dato a vostra figlia un nome veramente originale, Lady D. Ma dove va, signora Elvira, così vestita? Aspetta qualcuno? Sto aspettando l'autista. Sì, mio fratello ha fatto un matrimonio eccezionale con il meglio partito della città. Vorrà dire il miglior partito. No, proprio il meglio partito.
Va bene, io allora vado, perché dalle 10 alle 11 sono in ginecologia, dalle 11 alle 12 sono in pediatria, dalle 12 alle 13... Dove sono dalle 12 alle 13? Ah, sì, rianimazione. Mamma mia, Micillo, smettetela! Che scatta l'interesse! Ma io già vi do il 25%. Aumentiamo a 50. Vabbè, vuol dire starle vicino. Ma dove? Io amo questa donna! Scusi, ha visto la signora Elvira? Sono qua. Che eleganza! Non l'avevo riconosciuta. E cosa ci fa in servizio combinata così? Lo sa che qui siamo in un ospedale, non in una sfilata di moda. Vada subito a cambiarsi. Mannaggia, mi servono. Ci provi, che la denuncio per aggressione. Cosa avete capito? Avete una mosca sulla giacca. Grazie. Quando torno voglio vederla in divisa. Quando torno già sto un po' sordo. Ma a proposito, che stai fino a fare? Fammi andare a vedere. Aspetta. La leggerezza di un'elefantessa incinta. Uffa, signore, mi state insalanendo. Ma la signora Elvira dove sta? Io mi trovo così bene con lei. La signora Elvira non ci sta. Se non vi piace il mio corpo e il mio volto, tornate domani. va quando bene? siete espulsi Sto da- espulso. Ma adesso tocca a me. Sì, aspettate. veramente stavo prima io. Che sarà mai? Cose date di cavallerizza. Cavate che signora cavalleria! Signori, ma voi che ve ne importi? Voi non guardate capisci niente quando parlate, ma che fate fate? il successa niente, stiamo qua. Dov'è? Dov'è? Sono sicura che qua sta. Dov'è? Mi dica subito dov'è. Quell'uomo di niente, quel vigliacco, Chillu. Ti giuro che qua non si è vista. Eppure ero proprio sicura che fosse venuto qua da te. Se era venuto qua, ma mangiava a morso, ma mangiava. E quello lo fa, Ti sono ancora male i piedi? No. Alzati, fai presto. Vai al bancariello, va che può venire gente. Ma se non è venuto qua, dove sarà andato? Al cimitero, così si trova già un servizio fatto. Grazie Elvira, io lo so che tu ci hai sempre tenuto al nostro matrimonio. Assai. Hai sempre perorato la nostra causa. Assai. Ah, ma ti giuro che se non fosse fratello tuo gli farei fare un bel pagliatone da chi dico io. Non ti preoccupare, il pagliatone l'avrà da chi di cogli che è peggio. Ma come si fa? Lasciarmi là su un altare ad aspettarlo come Come una torza. Bravo, una torza. Ah, ma non ti preoccupare, perché adesso sguinzaglio i miei rifugi. Segugi! E poi strappavi il foglio, non dirgli mai che è stata bella quella notte. Domenica 8:14, dottor Micillo. E chi è? E che ne so io, forse vorranno sparare i tricchi track. Ma quello è Micciariello, Micillo, una C. sì. No, io non mi ricordo chi è. Ecco qua, io. Geppi, ha visto tu la signora Elvira quando torna dal matrimonio? No, dottor Micillo, non è possibile, perché la signora Elvira al matrimonio non è andata proprio. E perché? Perché lo sposo non si è presentato. Ma lo sposo non era suo fratello? Sì. Vabbè, sono fattori loro. Eccolo qua, questa è la sua foto. E come avete fatto a capire che è il fratello della signora Elvira? Perché sotto c'è scritto foto segnaletica del fratello di Elvira. Questo è l'unico modo per superare una conversazione con voi. E mo che me ne faccio? Vabbè, ne vado a pigliare un altro e torno subito. Fate bene. Non vedo l'ora. Questo è avuto limoncello via.
Allora, appena mi sono svegliato, ho preso la decisione e non mi sono presentato sull'altare. Ecco, così facendo hai firmato la tua condanna a morte. No, ha fatto bene, senza amore non si può. Vero, amo? Andiamo d'accordo su tutto. E si vede. Ma poi dico io, se non eri innamorata, perché hai chiesto di sposarla? E infatti non gliel'ho chiesto io, gliel'ha chiesto mia sorella. No, poco romantico direi. Vero, amo? Ma questi due veramente fanno? Purtroppo sì. E comunque sì, Alfredo, tu non puoi continuare a nasconderti in eterno, specialmente in ospedale. Devi affrontarle prima o poi. Tutte e due? Tutte e due. Ah, ma allora parla. Solo se strettamente necessario. Esci, ti ho detto di uscire, hai capito? Ehi, sto uscendo, GP! Ma ti è piaciuto il limoncello, eh? No. Ma perché hai levato tutti gli avvisi dalla bacheca? No signore, se ne sono venuta appresso la fotografia di questo capicchione. Lo sposo! Eh. Ma come mai sta con pigiama? Si è mimetizzato con i malati per sfuggire alla sorella. E non ci pensare, vieni qua, fatti un goccetto prima dell'esecuzione. Quale esecuzione? Quello del fratello della signora Elvira. Ah, a proposito, l'ho vista poc'anzi con la sua futura cognata. Due belve inferocite. Signorina, salvatemi! Vi prego, salvatemi! Guarda che quello può servire, eh? Salvatemi! E mo ce ne vonate. Ma poi la vado a pigliare, ce l'ho nel frigorifero dell'obitorio. Torno subito. Ma anche no. Serena, vi prego, nascondetelo da qualche parte. Vi prego, non è nemmeno il mio tipo, fatti vedere. E vabbè, in mancanza d'altro, vieni con me, ti nascondo nella stanza del riposo, data anche la misa. Signori, mi raccomando, piano che sono cagionevole, Mamma mia, tutti così. Ecco fatto. Così, coi denti neri e baffi, non sembra più lui. C'è sanità, mi chiamano Geppino Photoshop. Da qui deve passare. Ma già fa 1000 piezze. Hai capito quando mi è costato questo abito? Per non parlare scarpa, poi. Elvira, qualcuno ha ritoccato la foto di Alfreduccio mio. Quanto è brutto senza denti e coi baffi. Ma perché prima era bella. Io sono la sorella e lo posso dire. Però lo sai questo che significa? Che a qualcuno piace ritoccare le foto. Bella ma pure intelligente fatte questo. Sì, significa che Alfredo è qui e che ha un complice. E appena lo trovo lo faccio fa capo e mura. Alfredo al complice? Tutti e due. Sì, ma prima il complice o prima Alfredo? Prima Alfredo, va bene? Prima Alfredo. Poi lo complice. Faccio ascio sangue per tutte parti. Comunque io penso che l'amore sia la ragione unica e sola della felicità umana, tenendo conto del fatto che esso permea l'anima più di qualsiasi altro sentimento. Ma chi ha detto? Che l'amore è l'amore. No, non sia mai la sente Elvira. Per lei l'unico grande amore è questo. Ma in fondo anche la signora Elvira ha solo bisogno di tanto amore. Mannaccia sti tacco, mannaccia! Ma sei proprio sicuro che la signora Elvira ha bisogno d'amore? Secondo me questo è il rimedio migliore. Ah, ma sì, buono poco. No, solo l'Exodan. Amo, fa finta di leggere qualcosa alla bacheca. Bravo, così. La signora Elvira ha lasciato a guardia del suo bancariello l'uomo in barella. Vuol dire che la cosa è grave. Grave. Vuol dire che stanno ancora cercando tutti quanti lo sposo. Bravo, amo, come sei sveglio. Per questo ti amo. Vedi, questo fiore testimonierà la sincerità del nostro amore. Mamma, non mamma, mamma. Mamma! Non t'amo, Dodi, non t'ama. E ma c'è una da flebba. Stai pensando a quello che sto pensando io? Ho un fratello ricchio. Senta, lei ha fraintesa, mi lasci. Lei stava con un bicchiere di whisky in mano in sala operatoria. No, non mi vedi. Chiunque lo riporta vivo o anche sciangato gli regalo 2 elettrocardiogrammi. Come è fatto? È bello, intelligente, interessante, prestante. Ma chi è Alfredo? Sì. Ho innamorata. Di Alfredo, il fratello di Elvira. Sì. Ma che boss un zallanuto? Tu che piglia fa questione con mia cognata?
A parte il fatto che non è ancora vostra cognata, almeno ufficialmente, e poi mi ha sposato tutto in netto. Che cos'è l'amore? Che cos'è? L'amore è Bangariello, giuro, è Bangariello!